giovani mani al lavoro, la martellina, il ceppo, il tagliolo, le tessere, che vanno a ricomporre spazi temporali diversamente impraticabili. Aquileia e Venezia, bivio artistico quest'ultima tra Oriente e Occidente, tra Roma e Bisanzio, e quindi naturale erede della tradizione musiva romana e bizantina. La scuola mosaicisti del Friuli è radicata nella tradizione spilimberghese del mosaico e del terrazzo, che già dalla prima metà dell'Ottocento si diffuse oltre Venezia, dalla Francia agli Stati Uniti, dal Canada al Venezuela, dall'Argentina all'Australia. Oggi la scuola è un punto di riferimento a livello mondiale per la formazione di professionisti e la divulgazione dell'arte del mosaico. È in quest'ottica che nei primi mesi dell'anno scolastico 2002-2003 ha avuto inizio la sperimentazione proiettata alla ricerca di nuove e originali soluzioni nel campo delle superfici pavimentali, convinti che oggi il mosaico pavimentale può essere un elemento suggestivo e integrante dell'arredo architettonico e urbano. Gli 84 anni di continuità didattica sono impressi nei pavimenti dell'edificio scolastico. Le immagini in bianco e nero del Vitrotti ci riportano ai primi anni 30, agli albori della lunga storia. Oggi si vuole testimoniare l'interessantissimo lavoro di progettazione di tutto l'apparato pavimentale per il rivestimento dei nuovi locali dell'edificio scolastico. I maestri hanno impostato una serie di opere con tipologie stilisticamente e tecnicamente diverse tra loro, che diventeranno un catalogo, una campionatura di esempi di mosaico pavimentale. Così giovani allievi di tutto il mondo sono impegnati a collegare in un unicum tradizione musiva pavimentale, radici storiche e culturali, didattica e ricerca applicata. La reinvenzione del pavimento aquileiese, progettato appositamente per i nuovi spazi della scuola mosaicisti, ha rappresentato una duplice sfida di carattere tecnico e formale. Da una parte la definizione di un prodotto che, eliminando i difetti, esaltasse tutte le caratteristiche dell'antico pavimento, dall'altra la reinvenzione di un'opera antica riproposta in un'epoca e in una chiave di lettura moderna, in modo da evidenziarne le possibilità dei materiali impiegati. Il risultato finale è il frutto di un'attenta ricerca, una fusione tra materiali antichi e tecniche e materiali di oggi, di grande potenzialità progettuale.
washes